Sesta corsa, cavalli di categoria CD. 1 Giamaica Ferro, Federico Esposito, 2 Speciales, Andrea Vitaliano, 3 Vaimo Blessed, Vincenzo Piscuoglio, 4 Urbitorbi Jet, Marco Stefani, 5 Vortex Va, Cosimo Cangelosi, 6 Zenatia Lux, Carmine Piscuoglio, in seconda fila 7 Apocalipse R, Daniele Cuglini, 8 Alessandro Bar, Karim Berri, 9 Zumba B, Maurizio Biasuzzi. Stacco della macchina, velocissimo, Vortex Va, cerca di rientrargli Speciales, fase molto delicata della prima curva, con Speciales che riesce a rientrare all'avversario, poi all'esterno molto veloce anche Zeniati e Lux, che cerca di scavarsi posto alla corda. Speciales in vantaggio, frazione molto veloce, 14-1 i primi 200 metri, Vortex Va serra sotto, quindi Zeniati e Lux rimane di fuori, perché in terza posizione c'è Vaimo Blessed. Ora Andrea Vitaliano cerca un po' di ridurre il ritmo al figlio di Ganymede, che arriva ai 400 comunque in 28,8. Si assestano le posizioni con Speciales al comando, è Zumba B che prova l'avanzata, scavalca Zeniati e Lux e arriva direttamente a contatto dei primi 600 metri in 44,7, passaggio davanti alle tribune. Zumba B ora affianca il 5 di Vortex Va, alla scia al largo vediamo ancora Zeniata Lux e poi anche Urbitorbi e Jet, ma Speciales è sempre in vantaggio, 14,6 qui davanti alle tribune, 59,3 il primo giro, con sempre in vantaggio l'allievo di Andrea Vitaliano. Si mantiene secondo Vortex Va su Vaimo Blessed, poi il 7 di Apocalipse R, chilometro in 1,14,1, 14,8 la frazione della curva, retta di là con Speciales sempre in vantaggio, Vortex Va in controllo su Vaimo Blessed che ha spostato, ma l'allievo di Cosimo Cangelosi ha anticipato e va direttamente su Speciales che sembra già arrendevole ai 400 finali. Siamo sull'ultima curva con Vortex Va che sta cercando di passare, Speciales con l'aiuto della curva cerca di resistere, poi Vaimo Blessed in terza ruota, ultima curva passata in 14,1, retta d'arrivo con Speciales che cerca di rientrare, ma Vortex Va è passato, poi al largo Vaimo Blessed, ultimi 50 metri, Vortex Va, Speciales, alla fine Vortex Va che viene a vincere su Speciales, poi Vaimo Blessed e Apocalipse R. 1,13,3 la media al chilometro, 14,1 la retta d'arrivo, è passato Vortex Va che è scattato ai 400 finali, è riuscito a battere Speciales che aveva cercato di difendersi fino in fondo, ma alla fine deve soccombere all'avversario. Rivediamo la lotta per il terzo posto con probabilmente al largo è il numero 3 di Vaimo Blessed che ha la meglio su Apocalipse R, quindi vittoria per Vortex Va, Cosimo Cangelosi alla guida, i colori del signor Carlo Magnis.